A un anno dal referendum che il 22 ottobre 2017 aveva portato quasi 2.400.000 veneti alle urne per chiedere l'autonomia, la maggioranza leghista in regione fa proprio l'appello del governatore Luca Zaia al premier Giuseppe Conte: si firmi l'intesa al più presto. Finora non è stata una strada facile, sostiene il capogruppo Nicola Finco, perché alcuni territori italiani stanno facendo resistenza. Sappiamo benissimo che in determinate parti d'Italia l'autonomia del Veneto non è molto ben vista. Però sappiamo anche che fa parte del contratto di governo tra la Lega e i 5 Stelle, quindi uno degli obiettivi che assolutamente questo governo dovrà portare a casa. Noi ci abbiamo messo la faccia, gli elettori del Veneto hanno portato oltre 2.400.000 voti per chiedere l'autonomia. Oggi il governo ha il dovere di dare una risposta concreta. Di resistenze da parte della componente a 5 Stelle del governo aveva parlato anche il ministro per gli affari regionali Erika Stefani, ma i grillini veneti smentiscono. Il Movimento 5 Stelle vuole l'autonomia perché la vogliono i veneti e questa è l'essenza della democrazia diretta, ovvero uno dei pilastri fondamentali del movimento. Noi in tutti i modi porteremo avanti l'autonomia e i percorsi di autonomia per il Veneto, la Lombardia, l'Emilia e tutte le regioni che hanno le carte in regola per poterlo fare. Caustici i commenti dei consiglieri del PD che puntano il dito contro il criterio della spesa storica utilizzato per ripartire le risorse tra le regioni. Si sono fatti anni di battaglie politiche in nome del residuo fiscale, ricorda Graziano Azzalin, e ora ci dicono che il Veneto non avrà un centesimo in più. Si era promesso e illuso i veneti che l'autonomia significava avere i 9 decimi delle tasse, significava avere tutte le 23 materie, avere soldi in più per fare 1000 cose. Questo non è vero, perché l'autonomia comunque la si metta, le materie che potrebbero essere delegate alle varie regioni avverrebbero a saldi invariati. Più ottimisti dalle parti di Forza Italia, dove si fa presente che la partita non è ancora chiusa. Senza risorse economiche non c'è autonomia e quindi prese in giro sotto questo punto di vista io credo siano assolutamente inaccettabili, ma sono convinto che non ci saranno